Non basta un buon primo tempo all'Atletico Messina, la Ionica, squadra solita ed esperta, espugna il Visconti e porta a casa i primi 3 punti della stagione. I padroni di casa partono forte, al 16° sfiorano il vantaggio con un sinistro a giro di Guglielmo che termina di poco alto. La risposta degli ospiti è immediata, Bozzanga ci prova col mancino, palla che sfiora il palo. Nella ripresa la Ionica alza il baricentro e preme sull'acceleratore. Dopo alcuni tentativi ben respinti da Previti e compagni, al 54° arriva l'episodio che decide il match e Tundì colpisce di testa, la traversa trema ma Bozzanga è il più lesto a raccogliere la ribattuta e mettere dentro l'1-0. L'Atletico reagisce ma il sinistro di Guglielmo viene neutralizzato dall'esperto Pontet. La Ionica però non si accontenta, va vicinissima al raddoppio in almeno 3 occasioni. De Clo a colpo sicuro ma Bortagaray salva tutto in scivolata. Franzino da 2 passi, Previti però con l'aiuto della traversa dice ancora di no. Poi tocca a Pereira e Giuffrida, ma è ancora il portiere dell'Atletico a tenere vive le speranze. Nel finale assalto disperato dell'Atletico alla ricerca del pari, ma la difesa della Ionica tiene botta fino all'ultimo secondo. Finisce 0-1, la Ionica parte col piede giusto e conquista il bottino pieno. L'Atletico Messina, nonostante una prestazione generosa, dovrà ancora crescere, ma le basi ci sono tutte.